capisco, mi è stato detto che l'attenzione è molto alta per questo evento, è un piacere, innanzitutto perché l'aeronautica ha accolto con grande orgoglio l'invito a partecipare e a contribuire a questa importante manifestazione per la città di Catania, al quale contribuiremo con uomini, mezzi, ma soprattutto competenze, come ben potete immaginare. L'aeronautica, come sapete, a Catania, a questo territorio, ha un'importante base, il 41esimo Stormo, di cui io sono il comandante. Personale del mio Stormo, con grande orgoglio, contribuirà a questa attività che è veramente importante, pregevole, con la quale speriamo di poter avere modo di dimostrare ai cittadini le capacità e le competenze che riusciamo ad esprimere, che mettiamo a servizio sia del territorio ovviamente nel quale viviamo, ma soprattutto del Paese. Comandante, cosa succederà domenica? Domenica ci sarà una manifestazione al quale l'evento principale ovviamente sarà quello delle frecce tricolori, ma ci saranno numerosi altri assetti che parteciperanno prima dell'evento principale dello spettacolo delle frecce tricolori, che fondamentalmente esprimeranno le capacità assetti del 41esimo Stormo, che io comando, il P-72. Ci saranno elicotteri che dimostreranno le capacità dell'aeronautica nell'attività di search and rescue, ovvero il recupero di cittadini in mare che possono essere immediatamente utili per la popolazione, non solo aspetti militari. Ci saranno altri assetti di altre forze armate con i quali collaboriamo sistematicamente.